È stata anche la mattinata delle proteste contro i padiglioni aperti della Russia ai Giardini e di Israele all'Arsenale alla 61esima Esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. 2 cortei distinti di manifestanti hanno animato, come peraltro era stato largamente annunciato, la protesta e la mobilitazione. Circa 200 gli attivisti che hanno presidiato l'ingresso del padiglione di Israele al grido Palestina libera, stop al genocidio, ma ad aprire le proteste sono state le Pussy Riot e le Femelle con il volto travisato da passamontagna color rosa. Si sono fermate davanti al padiglione della Russia con dei fumogeni e i colori della bandiera dell'Ucraina. La protesta, molto scenografica e pacifica, è durata circa un quarto d'ora. Davanti al padiglione di Israele, invece, una sorta di prova generale di quanto potrebbe succedere anche venerdì. Non ci sarà quel giorno il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli, ma a Venezia, nelle stesse ore, è previsto l'arrivo del vice premier Matteo Salvini, in segno di stima e vicinanza al presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. Salvini ha annunciato che visiterà tutti i padiglioni, compreso quello russo. 108.000 persone con le sue bombe, droni, missili, mentre altre 10.000 sono state sepolte vive sotto le macerie e decine di migliaia sono state ferite, sfollate, traumatizzate. Alle persone palestinesi di Gaza viene negata ogni infrastruttura fondamentale per la vita: ospedali, scuole, campi profughi, istituzioni culturali e civili, tutto distrutto. Nel frattempo in Cisgiordania la violenza dei coloni si intensifica. Sosteniamo le dimissioni della giuria internazionale. Concordiamo con il loro rifiuto di prendere in considerazione per i premi di quest'anno stati accusati di crimini contro l'umanità, incluso Israele. Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free.